tempo aiuta ad esaminare anche gli aspetti critici e problematici di questo aspetto integrativo, collaborativo tra la medicina e la psicologia. E noi, avendo lavorato sempre come un'equipe, abbiamo in fondo elaborato anche questo. La nostra equipe di psicologi è formata da 4 persone sostanzialmente. Abbiamo indirizzi e formazioni, esperienze molto diverse che convergono tra la psicodinamica, la psicologia analitica, la teoria sistemica relazionale e tutti quanti comunque grandi esperienze di psicologia clinica. Lavorando insieme, da un punto di vista anche umano, oltre che professionale, si aggiunge un insieme di intuizioni, di valutazioni e, come dire, anche di prospettive che ora, in questo momento, come più volte è stato detto, importante perché trasformativo, in cui si assiste a un mutamento di fatto delle cure nel territorio, anche avete sentito le rivoluzioni che investono la medicina di base, l'analisi di quello che succede a chi cerca di calarsi in questo nuovo setting, in questo contesto molto in trasformazione, comincia adesso a dare un certo tipo di frutto, se vogliamo esaminarlo. Personalmente mi ha fatto molto piacere, ecco, da clinico sentire questa mattina l'avvicendarsi di una serie di propositi valutativi, misurativi, circa l'efficacia, gli interventi hanno bisogno di essere in qualche maniera valutati, hanno bisogno certamente di essere mostrati, di poter entrare in qualche tavolo, quindi tradotti in numero in qualche modo, tradotti in processi. Ecco, tuttavia l'arduo compito che il titolo mi assegna, la definizione del ruolo dello psicologo di base, è molto in divenire e diciamo così ci sono alcuni elementi di cui posso farmi portavoce rispetto al mio gruppo e che volevo brevemente presentarvi. Del lavoro di equipe vi ho detto dell'importanza della cosa. Del rapporto con i medici è stato parlato ed è stato individuato come anche un aspetto cruciale, strategico di questo intervento circolare che parte dall'invio e passa per una restituzione e quindi definisce, come dire, un certo tipo di rapporto che, come avete visto, differenzia molto le personalità e il modo di lavorare anche del medico, che fino a prima di questa rivoluzione era abituato almeno da 1 secolo e mezzo a lavorare da solo. L'aggregazione del medico spesse volte, quindi potete immaginare, è anche un'aggregazione che comporta un certo tipo specifico di problema che a noi non è noto. Tuttavia gli psicologi rispetto a loro sono più abituati a elaborare questa problematica di conflittualità, di collaborazione forzata, di dipendenza, soggiacenza, di diversi tipi, insomma, di conflittualità professionali e personali. E questo tipo di collaborazione, così come ci ha reso diffidenti all'inizio, a un certo punto ha cominciato a diventare invece foriera di un certo tipo di intuizioni in cui siamo pronti a parlare un po'. Quindi il setting, capite, la presa in carico, sono secondo noi 2 elementi osservativi fondamentali per cercare di parlare del ruolo di questa professione che è già stato chiaramente espresso essere nuova nel panorama dell'esercizio della professione psicologica. È nuova ed evidentemente non può che essere, quindi per cominciare ad essere pensata, che è avvicinata a ciò che più gli assomiglia e che proviene invece dalle posizioni dell'intervento psicologico tradizionale, diciamo. Quindi mutuamolo un po' dall'aspetto psicoterapico e consideriamo anche invece l'elemento consulenziale di orientamento. Tra questi 2 elementi molto distanti tra di loro possiamo immaginare il situarsi di questa nuova condizione, di questo nuovo setting. Quindi il setting è anche la capacità di stare insieme con diversità, con conflittualità e con condivisione all'interno di un contesto di per sé molto in movimento, che è quello della medicina.
Allora il setting è anche uno spazio mentale, come dice qualcuno, e quindi lo psicologo si trova a dover, per sua fortuna in alcuni casi, perché così è meno smarrito e meno solo di fronte a delle problematiche che non è abituato ad affrontare ex abrupto, un caso di emergenza, eccetera, non troppo mediato, arriva velocemente nell'agenda, seppure lo gestisce. E per sua fortuna, quindi quando la collaborazione va bene, diciamo così, per sua esperienza, quando invece tutti questi insieme di informazioni non ci sono, dovrà vedere di cavarsela a trattare un paziente che è il paziente essenzialmente di un altro, cioè del medico. Quindi la condivisione anche di uno spazio mentale vuol dire incontrarsi con i medici, vuol dire creare delle condizioni di collaborazione, come si diceva anche questa mattina. Vuol dire che lo psicologo non soltanto deve trovare una sua propria modalità di stare in contesti specifici di lavoro, ma anche una certa modalità di espressione, di collaborazione, di restituzione con la medicina, e questa cosa spesse volte lo psicologo non è abituato a farla. Nella mia formazione universitaria, per esempio, questo elemento non è mai stato presente. Il rapporto con la medicina dal punto di vista psicologico si è sviluppato, come spesso succede, empiricamente, no? Cioè negli ospedali, nei poliambulatori, nelle relazioni che comunque sono nate. Ma non è un elemento che è appunto formalizzato, c'è un percorso. Allora, anche la condizione, diciamo così, abitare questo spazio di condivisione pur di autonomia è un punto di conquista e di co-costruzione insieme medici e psicologi. Da qui ne deriva un certo tipo anche di presa in carico particolare. E anche questo tipo di presa in carico è strana e nuova, perché in 3, 4 o comunque in una breve sequela di incontri lo psicologo, che evidentemente ha un'accezione formativa clinica nel suo intervento, anche se abbiamo parlato stamattina di aspetti informativi, di psicologia della salute, di orientamento, prevalentemente quello che diciamo così arriva a domanda è diciamo così, una sostanziale sofferenza. Questo tipo di presa in carico è un'operazione complessa, in cui convergono degli sguardi, degli ascolti, come dire, molto profondi, una comprensione spesse volte focale di elementi conflittuali, di eventi problematici particolari, di stili della personalità e di linguaggi. Convergono delle aspettative del medico inviante, che alle volte sono implicite, alle volte no, cioè alle volte sono discordanti appunto tra quello che invece emerge nel colloquio, e delle risorse che devono essere subito rilevate, perché in 2, 3 incontri, 4, capite, è difficile dare delle risposte, e quindi è molto facile trovarci in una condizione di ovvietà in cui dopo 3 incontri possiamo tutti quanti convergere sul fatto che questa persona ha bisogno di essere aiutata, ha bisogno di fare qualche tipo di percorso, ma il suo percorso è finito qui e il servizio si conclude. Onde evitare questa frustrante ovvietà, occorre riuscire a integrare velocemente con tutto, alle volte, il sapere che di cui il medico già dispone, con delle osservazioni che provengono da una certa sensibilità, ecco anche il senso di lavorare in equipe e di confrontarsi in alcuni casi molto difficili, e di collegarsi alle risorse realmente disponibili nella persona, e come avete visto oggi, con interessante sintonia, con le risorse del territorio, le sue relazioni prevalenti, le sue capacità resilienti. Ecco, questo prevede anche una conoscenza della situazione, diciamo così, esterna, e per cui di tutte quelle risorse, l'esistenza di gruppi di autoaiuto, i servizi
prevalenti, attivi, capacità di accompagnamento e di filtro verso il secondo livello, capacità di integrarsi con altri professionisti che sono diciamo disseminati nel territorio, già noti. Tutto questo, comprendete bene, significa anche elaborare, incontrare, addirittura generare dei conflitti che non possono che essere visti e insieme esaminati e portati, diciamo così, a un livello di accettazione e di sostenibilità, onde garantire la prosecuzione di quello che è stato visto come possibile per questa persona che ha bisogno. Il rischio quindi di questo servizio è quello di produrre una presa in carico che poi ti molla, una presa in carico psicologica che poi finisce in se stessa e si avviluppa. Questo è un problema da scongiurare ed è un fatto che è ancora in esame e da studiare, ovviamente. Ecco che per una via anche negativa, cioè esaminando quei casi difficili, cominciamo a vedere, è possibile anche scambiarsi a questo punto delle impressioni tra i diversi appunto, siti in cui è avvenuta e sta avvenendo questa sperimentazione che si è finalmente conclamata e ufficializzata. Ecco, sarà possibile per una via anche negativa, cioè esaminando le difficoltà reali che si incontrano, confrontarci sul tipo di disegno, di ruolo che sta nascendo, che sta in qualche maniera mostrandosi nei suoi connotati principali. Questo è un po' il senso insomma, che volevo dare all'intervento di oggi, anche se, capite, è tanto presto quanto anche molto utile cominciare a farlo, però la riflessione ecco, che noi siamo in grado di portare oggi qui è proprio questa, cioè che al di là di individuare le percentuali della bontà di questo intervento, io non sono uno statistico ma sono sicuro che la risposta è sì, posso dire 72 come 84 come 56, per me sono numeri a caso e diciamo così capisco poco la statistica ma mi rendo conto di quanto sia importante come dire in questa fase. Cioè, invece voglio esprimere l'importanza che ha la capacità di confrontarci sulle componenti difficili sullo sviluppo di che cosa vuol dire la presa in carico psicologica sul territorio. Perché questa questione di ruolo, che dovrebbe appunto venire in qualche maniera messa ecco, in capo alla responsabilità, all'etica, alla professionalità dello psicologo di base, è tutt'altro da dimostrare e da venire ancora. Quindi ragionare insieme serenamente sulla complessità di questa presa in carico credo che sia il prossimo compito metodologico che ci spetta se questa bellissima iniziativa che ci metterà al passo con altri paesi nel mondo, speriamo quelli più evoluti, va avanti. Grazie.